Buongiorno a tutti, grazie mille per la presenza. Apriamo questa conferenza stampa relativa alla situazione della salute mentale in Veneto, o meglio, la salute mentale in Veneto tra dati e diritti. Dati perché abbiamo fatto un accesso agli atti e poi analizzandoli li spiegheremo col dottor Andrea Angelozzi, che ringrazio tantissimo di essere qua, ma nello stesso tempo abbiamo anche dei diritti. Il diritto di ogni persona ad essere preso in carico, ad essere rimesso in società nel pieno delle sue funzioni, e ovviamente questo prelude il fatto che dobbiamo avere dei servizi, dobbiamo averli anche di qualità e sicuramente col personale adatto e idoneo ad eseguire quelle che sono le migliori funzioni. Io ringrazio veramente tutti i presenti, aprirei ringraziando prima di tutto la collega consigliera vicepresidente della Regione, del Consiglio regionale, Francesca Zottis, che ringrazio di essere qua e lascio subito la parola. Ringrazio Chiara Coluisetto, sempre della Commissione Sanità, che è in collegamento e che poi lascerò anche lei la parola. Per la presenza la ringrazio e ringrazio poi successivamente tutti i presenti. Prego, grazie. Beh, grazie ad Anna Maria che insomma ha un lavoro costante e continuo sull'aspetto sociosanitario, ma poi in particolar modo sulla questione della salute mentale. E ringrazio poi chi interverrà chiaramente successivamente portando esperienze, percorsi e chiaramente il proprio sapere dato da un'esperienza professionale di anni che continua a esserci e che continua con costanza, parlo anche del dottor Angelozzi, a condividere con chi vuole in qualche modo rivedere, vedere, riprogrammare quelli che sono i percorsi di cura. Anna l'ha detto, spesso noi sulla stampa leggiamo dei dati, alcuni sono reali, altri non sono magari comunicati in modo corretto, non è che non siano reali, lo sono, però la comunicazione di come leggi e come dici un dato è fondamentale. E parliamo troppo poco, e il titolo lo dice, di quelli che sono i percorsi di presa in carico. Si legge che in qualche modo si comincia ad avere, a certificare il problema di salute mentale sempre prima, che ci sono disagi di natura psicologica e o psichiatrica sempre prima, però non sempre questo corrisponde alla presa in carico di prevenzione, alla presa in carico, prima parlavamo di un altro argomento, della famiglia nel suo complesso, di come sostenere la persona a essere comunque parte di questa società e a non creare né nei messaggi che diamo come parte politica e come anche parte comunicativa messaggi che siano ghettizzanti, ma soprattutto messaggi che poi non portano le persone a chiedere aiuto, ma alle volte si chiudono in quella che poi è il percorso di malattia e quindi predestiniamo il destino degli altri. Invece il nostro compito è quello proprio di costruire nuovi percorsi anche di presa in carico, partendo anche da esempi che ci sono stati, e non dare una predestinazione, permettere alle persone, alle loro famiglie di costruirsi il destino a seconda poi di quelle che saranno gli incontri che potranno fare, ma anche le capacità, le possibilità interiori che ognuno di noi porta con sé. E quindi un grazie di cuore, e lascio lo spazio a chi in questa mattina, in quest'ora, riuscirà anche a comunicarci l'esistente, il potenziale futuro e cosa si sta facendo. E mi perdoni l'ultima cosa, che altre persone sono magari già state qua, però vedo 3 giovani e io mi complimento con loro, perché vedere dei giovani che si prendono in carico il tema della salute mentale credo sia un segno di speranza e di bellezza importante per chi si occupa di questa tematica, ma anche per chi si trova dentro la propria vita a scontrarsi con questo tipo di problematica, alle volte drammatica, alle volte meno drammatica, ma sicuramente che lascia il segno dentro. Grazie. Grazie Francesca Zottis, grazie mille per l'intervento e per la presenza. Lascerei adesso la parola, che è in collegamento, alla collega Chiara Luisetto, perché oltre ad aver presentato una proposta di legge a mia prima firma per quanto riguarda lo psicologo di base, l'abbiamo già presentata in più occasioni e sappiamo quanto sarebbe importante veramente attivarlo e quanti sostegni avrebbe da parte del territorio l'attivazione di questo progetto di legge. Perché l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto perché crediamo che se prendiamo in carico subito la persona alle prime avvisaglie, ai primi disagi, abbiamo tutte le possibilità appunto di rimetterlo in società nel pieno delle proprie funzioni. Abbiamo fatto anche una mozione molto importante a seguito del piano della salute mentale, ed ecco perché ringrazio l'intervento della collega Chiara Luisetto, che spiegherà nel dettaglio questa mozione. Grazie.
Grazie mille, non so se mi vedete e mi sentite. Buon pomeriggio a Molto tutte e bene. tutti. Grazie mille Anna Maria, anch'io mi unisco al ringraziamento di Francesca per il tuo costante impegno e perché assieme a te possiamo e abbiamo cercato di fare delle azioni incisive. Sì, questa mozione parte dal nuovo piano per la salute mentale, un piano che dovrebbe potenziare, dovrebbe rafforzare il sistema di assistenza alla salute mentale, invece rischia di essere un passo indietro, rischia di ritornare ad una visione molto sanitarizzata del tema. È una sanitarizzazione dei trattamenti che svaluta, porta con sé la svalutazione del ruolo degli psicologi, ridotti a operatori tecnici anziché riconoscerli come professionisti autonomi e importanti all'interno dei percorsi, soprattutto nelle fasi di prevenzione, soprattutto in fasi insomma molto cruciali. È un nodo questo che è stato sollevato dagli ordini professionali, è stato sollevato dal CNOP, dall'Associazione Nazionale Altra Psicologia, dall'AUPI, la preoccupazione cioè che invece di potenziare con un nuovo strumento per i prossimi anni si torni indietro e quindi noi chiediamo che di fronte al rischio di indebolimento, soprattutto appunto nella parte di intercettazione precoce, lo stavamo sentendo, la prevenzione, no, dei segnali di disagio mentale e la parte in cui si prevengano le patologie, ci sia un cambio di rotta, soprattutto perché in questo piano sembra che diventi obbligatorio che lo psicologo di primo livello sia specialista in psicoterapia, un requisito che non è coerente con il ruolo di accoglienza, di orientamento e il lavoro di rete previsto. Il documento inoltre, e ne abbiamo parlato molto in aula in questi giorni, visto che sono 50 anni dalla nascita dei consultori in Italia, questo piano assegna dei compiti ai consultori già in difficoltà perché sottodimensionati. Sappiamo che in Italia soltanto un consultorio su due ha un'equipe completa e che in Veneto dovrebbero essere uno ogni 20.000 e sono uno ogni 50.000 abitanti. Quindi a questi consultori il documento affida delle attività di carattere giudiziario che esulano dalla loro missione e competenza. Quindi c'è una forte disparità in sostanza anche nella valorizzazione della formazione universitaria e post-universitaria delle diverse professioni. In particolar modo quella degli psicologi rischia di essere marginalizzata. Quindi noi che cosa abbiamo chiesto in questa mozione? Una profonda revisione del piano, un dialogo vero con gli ordini professionali, con le realtà che si occupano di salute mentale, perché la visione ampia e integrata che è necessaria per affrontare questi temi sia ristabilita anche considerando nel modo più corretto, più coerente i ruoli e le funzioni della figura dello psicologo, altrimenti rischiamo che questo approccio rimanga settoriale e quell'integrazione, quella crescita, quella multifunzionalità si perda. Allora davvero questa mozione, chiudo, ha questo intento. Fermiamoci un attimo, ripartiamo da un piano che condizionerà le politiche per la salute mentale del 2025 al 2030, ricostruiamolo insieme alle realtà. Senza ascolto non si va da nessuna parte, non solo nella salute mentale, ma anche nella produzione degli strumenti che questa salute mentale dovrebbero aiutare a curare, a supportare. Quindi grazie davvero Anna anche per questo spazio. Crediamo che questa mozione sia un piccolo gesto, ma il nostro modo per dire che non è questa la strada giusta da imboccare, anzi tutt'altra. Grazie. Grazie mille a te Chiara per essere intervenuta e per quello che ha portato, perché effettivamente questa mozione la riteniamo molto importante. Dobbiamo bloccare questo piano perché deve valorizzare determinate figure, non metterle in un angolo, perché se vogliamo prendere in carico la persona dobbiamo partire da lì. Ringrazio ancora. Allora, presentiamo un po' quelli che saranno i futuri interventi. Intanto chiedo al dottor Andrea Angelozzi se si vuole accomodare, che poi magari spieghiamo quelli che sono i dati a seguito di un accesso fatto qua in Regione, ma annuncio che ci sono anche all'interno di questa conferenza, questa sala, la presenza di Arianna Bottura, che ringrazio per essere qua, Luca Danzi e Elia Carrara, che poi parleranno appunto per quanto riguarda il disagio giovanile. Ringrazio la Presidente del Comitato
della salute mentale della provincia di Verona, Cristiana Ceriani, e Federico Piccoli per essere qua in rappresentanza anche del gruppo Veneto dell'ADHD. Grazie mille. Lascio la parola al dottor Angelozzi, che ringrazio ancora per essere qua ed aver fatto tutto quel lavoro di analisi dei dati che sicuramente è molto, non solo importante, ma anche molto laborioso. Perché i dati che ci danno e che ci forniscono effettivamente li otteniamo con molta difficoltà, garantisco, con molta difficoltà, ma nello stesso tempo sono tutti dati che dobbiamo elaborare. Grazie per il lavoro. E grazie per aver avuto la capacità di trovare questi dati da elaborare. Di fatto è molto difficile fare una qualunque riflessione sullo stato delle cose, sulla programmazione delle cose, se non si hanno i dati. I dati in neuropsichiatria infantile di fatto non c'erano. Ecco. Allora, io ho provato a elaborare questi dati e il quadro che emerge, come vedete, è abbastanza complesso. Anzitutto alcuni limiti per quel riguarda i dati: sono dati in cartaceo, non è stato implementato un servizio informativo regionale, e nonostante fosse stato ancora programmato nel 2010, era stato previsto una rilevazione annuale, ma evidentemente non è stata fatta nel momento in cui questi dati vengono raccolti solamente su richiesta per accesso agli atti. Dall'esame dei dati si vede che in effetti è non c'è molto spesso una cultura informatica, i form inviati vengono modificati, è molto difficile poi assemblare e mettere insieme questi dati fatti in questa maniera. Però ci siamo riusciti. Che cosa emerge? Emerge una totale diversità delle varie USL in tutto: nell'organizzazione dei servizi, la dotazione del personale, la entità e tipologia dei pazienti seguiti, le prestazioni fornite, e sembra veramente che manchi un piano generale di programmazione dei servizi. Mi verrebbe da dire, forse manca anche un piano di conoscenza appunto di quello che attualmente viene fatto. Partiamo da l'utenza. L'utenza, questo si riferiamo al 2022, perché i dati forniti arrivano fino al 2022. Queste sono le UFDA, cioè le unità funzionali distrettuali per l'adolescenza. Parlano di 1800 utenti seguiti, e questi invece sono i servizi di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva, che parlano di 54.000 700 utenti seguiti. Quindi si tratta di numeri, e stiamo parlando di 56.000, 57.000 persone, che sono importanti. E se noi andiamo a vedere, questi sono i tassi che mostrano com'è la diversità nelle diverse USL di quello che è la richiesta ai servizi, che dipende molto spesso non tanto da quella che è il malessere, il livello di malessere, che è diverso. In realtà il livello di malessere molto spesso è omogeneo, cambia la capacità di attrazione dei servizi, perché riguarda la richiesta, che poi significa la capacità di fornire risposte. Anche qua, come vedete, ci sono differenze rilevanti fra le varie aziende in quelli che sono proprio i tassi dell'utenza e età evolutiva insieme. Ecco. Questa è la popolazione di riferimento. Se vediamo alla fine abbiamo un 6-7% di persone nell'ambito di minori nell'ambito della Regione Veneto che sono seguiti dai servizi, quindi numeri decisamente imponenti, soprattutto se consideriamo che questi non riguarda poi la singola persona, ma tutta la famiglia che si trova a vivere il disagio. Qual è la risposta? Ecco, quella è la domanda e questa è la risposta. La risposta è che in realtà i vari distretti, e quindi i vari USL, non tutti hanno attivato i servizi che dovevano avere. Ci sono su 25 che dovevano essere, ci sono 17 servizi in neuropsichiatria infantile, ci sono 17 servizi per l'età evolutiva invece di 25, 13 servizi per l'adolescenza invece di 25, dati del 2022, ma dal 2022 adesso la richiesta è sicuramente aumentata nel post-Covid, ma non mi pare che sono aumentati i servizi. Questi sono dei dati che passeremo molto rapidamente. Questo ad esempio è il personale della neuropsichiatria infantile. Guardate le enormi differenze che ci sono fra le varie USL. Sembra quasi che non ci sia un progetto comune di che cosa effettivamente serve come risorse.
Questo per mostrarvi la differenza enorme per singole figure professionali nelle neuropsichiatrie delle diverse USL. Questo, l'età evolutiva, il quadro di assoluta disomogeneità non cambia e questo lo vedete anche per le singole figure professionali. Vi sono figure professionali che da una parte sono adeguatamente rappresentate, dall'altra parte sono molto poco rappresentate. Tutti i dati sono stati resi confrontabili facendo una standardizzazione basata sulle fasce d'età, in maniera che, come dire, sono state annullate le differenze di popolazione che hanno le diverse USL per renderle confrontabili. Questo è il personale totale. Guardate, quelle sono le varie figure professionali e come sono rappresentate nelle diverse USL. Abbiamo situazioni completamente diverse da USL ad USL. Abbiamo USL, ad esempio, anche, vedete quel picco, no? Molto alto, che sono gli OS, che non... vengono anche questi calcolati nell'ambito del personale, anche se non si capisce bene quale sia stata la loro funzione nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria infantile, fa quel picco lì. Quindi, e queste le differenze sempre per il personale totale nell'ambito delle diverse USL, quello neuropsichiatria infantile, lo psicologo, l'assistente sociale. Abbiamo delle USL che sono decisamente al di sotto della media regionale e USL che sono decisamente al di sopra della media regionale. Teniamo presente che la media regionale del Veneto di questo personale non è che sia del tutto eccelsa. Non ci sono dati specifici sulla media nazionale, ci sono riferimenti rispetto ad altre regioni che sono decisamente più ricche di personale. Tanto per citare, vediamo un lavoro dell'Emilia Romagna dove praticamente il personale è tranquillamente il doppio rispetto a questo. Altre figure professionali. Allora, la disponibilità di queste figure professionali è un qualcosa che non è lasciato a una regia regionale, ma è lasciata alle singole aziende e questo condiziona molto poi le prestazioni che vengono fatte. Queste sono le diagnosi, non mi dilungherei molto su questi aspetti. Anche qua vediamo che c'è una grossa differenza fra le varie USL. Queste ho messo 4 USL per confrontare, sembrano quasi proprio popolazioni completamente diverse. In realtà fa pensare che sia in qualche maniera la disponibilità e la capacità di risposta condiziona quella che è l'utenza che di fatto si rivolge. Teniamo presente che di neuropsichiatria infantile si occupano anche i privati, si occupano anche le cliniche private e quindi come dire, questa è l'utenza che si rivolge ai servizi. Diagnosi sempre singole patologie, poi in realtà, come dire, andrebbero esaminati singolarmente, ma quello che a noi interessa qua è la visione di insieme, perché poi arriviamo alle prestazioni, cioè che cosa viene effettivamente fatto. E allora voi vedrete che anche qua la diversità nelle diverse aziende è notevole, ma prestazione significa poi dare le risposte alle persone. E quindi significa che in alcune ASL di fatto vengono date maggiori risposte, in altre ASL ne vengono date decisamente meno. E questo pone un problema per quelli che sono in effetti il rispetto dei LEA, per che riguarda i minori, cioè le persone che hanno problemi di diverse ASL hanno tutti la stessa possibilità di accesso ai servizi che dovrebbero avere. Questa è la prestazione della regione per le tipologie di prestazione e anche qua guardate la differenza enorme che c'è. Io ho preso 4 USL, sembrano mondi diversi, ma guardate anche le scale sono diverse, là andiamo su 5.000, 2.500, 3.500, sono proprio mondi completamente diversi, sembrano quasi che sono servizi che si occupano di aspetti diversi, agendo in maniera diversa. Sempre qua, le varie attività, eccetera, eccetera, non mi dilungherei su questo. Questo è un argomento molto dolente ed è quello dei ricoveri. Allora, i ricoveri dei minori per patologie dell'ambito psichiatrico, qui parliamo del 2023, in realtà ci sono anche i dati 2021-2022, ma non sono molto difformi. Vedete 404 nelle case di cura private, 755 nelle strutture pubbliche. Sono numeri importanti. Questa è la standardizzazione.
dei tassi, cioè come hanno ricoverato le diverse aziende. Anche qua sembra universi particolari, probabilmente i criteri con i quali vengono ricoverate le persone sono abbastanza diversi da un'azienda all'altra, dipende anche dalla disponibilità di posti letto, dipende dalla disponibilità di risorse territoriali, e questo è un aspetto molto dolente. Noi vediamo dove vengono ricoverati. Allora, se prendiamo, considerato che l'età più bassa che c'è nel 2023 per un ricovero di minore nella psichiatria dell'adulto sono 13 anni, io ho confrontato i dati dei ricoveri nella fascia 13-14 e poi nella fascia successiva. La parte in blu sono i ricoveri che vengono fatti nella psichiatria dell'adulto. Non sono molti in questo caso, ma stiamo parlando di persone, adolescenti di 13-14 anni che vengono ricoverati in un reparto psichiatrico per adulti. No. Questa è la fascia successiva. Come vedete, la presenza del ricovero in diagnosi e cura è decisamente più significativa, in taluni casi sopravanza quello che è il ricovero in altri reparti. Se noi mettiamo insieme questi dati, otteniamo queste due simpatiche torte che ci mostrano che nella fascia 13-14 2023, sì, la parte 10 su 137 sono stati ricoverati nell'ambito dei SPDC, ma guardate nella fascia 15-17, la quantità di minori che vengono ricoverati in servizio di psichiatrico di diagnosi e cura per adulto è veramente imponente. Stiamo parlando di 131 ricoverati lì e 188 ricoverati in altri reparti. Queste sono le diagnosi di dimissione, anche questi, che significa poi i motivi per cui erano stati ricoverati, anche questi sono decisamente diversi da USL a USL, quindi i criteri di ricovero appunto sono decisamente variabili e dipendono moltissimo dalle risorse, dal personale di cui si dispone. Lo stesso faccio, non mi dilungherei su queste cose. Queste sono le comunità. Anche qua, come vedete, se si opera una standardizzazione, ci sono dell'utilizzo molto diverso da USL a USL di quelle che sono le strutture comunitarie e anche una diversa durata della presenza nelle strutture comunitarie. Con delle diagnosi molto diverse da USL a USL. Anche in questo caso sembra quasi non esistere una visione comune e l'ipotesi che emerge come probabile è che in realtà molta dell'affidamento della persona alla struttura comunitaria dipende dalla capacità o meno della struttura territoriale di rispondere a quelle che sono le esigenze della persona senza dover ricorrere a questo strumento. Questo è lo stesso diagnosi in comunità. La DHD. Guardate la differenza che c'è nei tassi di ADHD seguiti nelle varie ASL e non è possibile che questo corrisponda a una differente incidenza reale della patologia. Questa è la capacità di dare risposte e quindi la capacità di attrazione dei servizi per le persone che hanno questo problema. Guardate la differenza fra la 3, la 7 e la 4. Questo è un altro problema molto dolente. È un po' difficile perché c'è un problema relativo ai tassi, quindi è difficile da complicare. Io ho fatto una proporzione. Dato il numero dei minori seguiti e il numero degli adulti seguiti, più o meno quant'è la proporzione? Cioè c'è una continuità fra questi numeri? No. Nella 3 praticamente il numero degli adulti seguiti in rispetto ai minori seguiti per la DHD è totalmente irrisorio. E la domanda è: ma dove vanno a finire? Scomparsi. E poi questo lo si vede perché se uno confronta sui database dei minori e dell'adulto la diagnosi di ADHD, i numeri non tornano. Quando arrivano nella età adulta cambiano diagnosi o non vengono seguiti. Ma guardate i diversi tipi di terapie fatte nelle diverse strutture. Allora, nella DHD è importante determinate modalità di intervento di tipo psicologico ed è importante sicuramente l'intervento farmacologico. Però guardate che ci sono delle USL dove l'intervento farmacologico è praticamente esclusivo. Ci sono delle USL dove l'intervento di tipo psicoterapico è invece prevalente.
Ma esiste una logica comune in tutto questo? Questo è il pronto soccorso e anche questo è un altro mondo a parte. Le varie richieste che ci sono al pronto soccorso, che poi significa ciò che non viene gestito adeguatamente a livello territoriale, questo finisce al pronto soccorso poi alla fine, è qualcosa di completamente diverso da USL a USL. Guardate l'abuso alcolico, l'anoressia, disturbi neurotici. Ecco, alla fine cos'è il quadro che emerge? Il quadro che emerge è quello di una difficoltà nei servizi, e quello che emerge è soprattutto una difficoltà in molte aree nella gestione territoriale, per cui di fatto quello che c'è come risposta molto spesso è il ricovero inappropriato come luoghi e le strutture comunitarie. E di fatto quello che emerge è un'enorme disomogeneità nella capacità dei vari territori di dare risposta, prestazioni sarebbe, prese in carico, detto in maniera più elegante, alle varie patologie. E direi che questo è un problema importante. Grazie al dottor Angelozzi per l'analisi che preoccupa, che dà comunque contezza di quella che è l'emergenza, perché sapevamo benissimo che l'investimento della Regione Veneto è comunque basso ed è inferiore rispetto a tante altre regioni, e sicuramente inferiore a quello che dovrebbe essere il necessario per avere dei servizi adeguati. Ci preoccupa tantissimo il fatto che i minori 15, 16, 17, per non parlare di 13 anni, vengano ricoverati nei reparti per adulti. Stiamo facendo questa battaglia da anni perché non è eccellenza. Sono queste le dimostrazioni dove la dignità della persona ha valore, e passa anche e soprattutto da qua. Noi siamo convinti di questo. Visto che abbiamo parlato di ADHD, io lascerei ora la parola a Federico Piccoli, che è appunto in rappresentanza del gruppo, che ci parla della ADHD in Veneto. Grazie Federico. Allora, i bambini e i ragazzi con ADHD, che sarebbe il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, vengono seguiti e diagnosticati dalla neuropsichiatria infantile dopo lunghe liste d'attesa e spesso sono costretti a fare le visite in libera professione. Al compimento del 18° anno di età i pazienti vengono inviati ai centri di salute mentale, dove però solo alcuni psichiatri continuano le prescrizioni per i farmaci per l'ADHD, e comunque non in tutte le USL si occupano di ADHD in età adulta, e gli adulti senza diagnosi devono rivolgersi al medico di medicina generale, che fa l'impegnativa per accedere al centro di salute mentale, e solo in alcune USL vengono inviati agli ambulatori per l'ADHD in età adulta. E dalla tabella dei dati forniti dalla Regione risulta che i pazienti adulti con ADHD sono di molto inferiori rispetto ai minorenni seguiti, e significa che gli adulti sono poco seguiti e poco diagnosticati. Ad esempio, l'unica USL che segue di più gli adulti è l'USL 6, però dai dati non si capisce se questi adulti sono seguiti dai centri di salute mentale per adulti o continuano a essere seguiti dalla neuropsichiatria infantile. Grazie Federico. E di fatti spariscono, a un certo punto diventano maggiorenni e nessuno più sa appunto se vengono presi in carico o meno, anzi sicuramente no. Lascio adesso la parola all'Associazione Salute e Ambiente, rappresentata, che ringrazio tantissimo, da Arianna Bottura, Elia Carrara e Luca Danzi, a cui lascio la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Arianna Bottura, insieme a Elia Carrara e Luca Danzi facciamo parte dell'Associazione Giovanile Ambiente e Salute, e ringraziamo Anna Maria per questo spazio, in quanto pensiamo che questa proposta di legge sia molto importante, soprattutto per le nuove generazioni. E infatti, secondo l'ultimo rapporto UNICEF, a livello globale un giovane su 7 soffre di un disturbo mentale diagnosticato, e il 40% di questi casi riguardano l'ansia e la depressione. Vi riporto i dati, appunto. Quando il disagio raggiunge livelli estremi,
il suicidio sembra essere l'unica soluzione, rendendo il suicidio appunto la seconda causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni, dopo gli incidenti stradali. Una fase che non viene molto considerata. Durante il passaggio verso la maggiore età si perde il diritto alla neuropsichiatria infantile e con esso quindi l'accesso a centri o servizi fatti proprio per adolescenti che soffrono già di determinate fragilità. E tutto questo si accompagna anche con la fine del percorso scolastico, di conseguenza anche con la perdita di figure di riferimento come ad esempio un insegnante o uno psicologo della scuola, appunto. E durante questa fase transitoria il 40% dei giovani che già avevano presentato delle fragilità si disperde completamente e con conseguenze chiaramente disastrose, come ad esempio l'isolamento dalla società o si getta nell'utilizzo di alcol e stupefacenti. Inoltre dobbiamo ricordare che nonostante questi dati allarmanti, il 33% dei giovani non chiede consulto medico, soprattutto per una questione prettamente economica. Nonostante il bonus psicologo che era stato istituito qualche anno fa dai governi precedenti, il suo potenziale è stato enormemente indebolito e su 400.000 richieste solamente 16.000 sono state accolte. E noi riteniamo che questa proposta di legge sia molto importante proprio per il fatto che investe nei giovani, investe nella forza biologica della società e negli adulti del futuro e soprattutto riteniamo che sia importante dare gli strumenti alle nuove generazioni per affrontare il dolore, soprattutto perché spesso il dolore non è frutto di fattori esterni, ma dell'analfabetismo emotivo che caratterizza la società. E grazie mille per avermi ascoltato e passo la parola a Luca Danzi. Allora, grazie mille a tutti. Adesso da Arianna abbiamo appena ascoltato dei dati che sono generalizzati, abbiamo sentito dati UNICEF italiani, dell'Unione Europea, invece noi adesso andremo proprio a soffermarci su dati che riguardano prettamente la nostra regione, quindi stiamo appunto parlando di Regione Veneto. Allora, si può sicuramente affermare che all'interno della nostra regione sta avvenendo un'emergenza silenziosa. Pensate che per esempio 70.000 persone all'interno della nostra regione sono in carico ai dipartimenti di salute mentale e questa è una cosa che si è sviluppata principalmente anche negli ultimi anni, grazie sicuramente alla pandemia di coronavirus. 1 milione di cittadini all'interno della nostra regione sono diciamo, affetti da disturbi psicologici più o meno gravi. Pensate, per fare un esempio, che nel solo territorio dell'Ulster, quindi stiamo parlando della provincia di Venezia, tra il 2023 e la prima metà del 2024 si è registrato un aumento del 7% di pazienti registrati, ovvero di pazienti che hanno sviluppato diciamo, disturbi psicologici della personalità e anche molti donne e ragazzi giovani come noi che sono diciamo, affetti da disturbi come ansia o depressione che sono sempre più diffusi all'interno della nostra società. Eppure però il sistema sociosanitario della nostra regione non è adeguato. Pensate che la nostra regione destina solamente il 2,2% del fondo sociosanitario regionale contro invece un valore nazionale che si aggira attorno al 3% oppure una diciamo, soglia consigliata dagli esperti che dovrebbe invece aggirarsi attorno al 5%. E all'interno della nostra regione però si può anche fare un'analisi sulla carenza di personale proprio che si occupa della salute mentale. Pensate che in Veneto ci sono 6,36 medici che si occupano di salute mentale per ogni 100.000 persone contro una media nazionale che invece parla di 10,57 medici ogni 100.000 persone. Quindi, come ci ha diciamo, insegnato più volte anche la consigliera Anna Maria Bigon, la strada maestra è quella di soffermarci sulla prevenzione, perché se noi agiamo sulla tempestività riusciamo intanto a curare queste persone con minori costi a carico dello Stato, ma soprattutto riusciamo a integrare queste persone nella società dando loro quello che serve veramente per vivere bene. E quindi appunto adesso lascio la mia parola al mio collega Elia Carrara. Ok, beh, grazie innanzitutto per questo spazio
E ringrazio quindi Anna Maria e anche la consigliera Zottis per l'introduzione. Io invece porterò la relazione tra il sistema scolastico e le problematiche psicologiche nei giovani e partirò proprio dal rapporto del 2022 di WeWorld, che è un'organizzazione no profit attiva in più di 20 paesi. E da questo rapporto emerge che la scuola richiede alle studentesse e studenti italiani un impegno medio di circa 50 ore settimanali, che sono ben 10 in più rispetto a un comune lavoratore nel nostro paese. Di conseguenza è evidente che la scuola, occupando una gran fetta della quotidianità di noi ragazzi, possa in maniera inevitabile avere dei riscontri destabilizzanti sull'equilibrio psichico. Io, come molti altri ragazzi, denunciamo il fatto che ormai da tempo la scuola non è più il luogo della formazione, della crescita delle grandi donne e giovani del domani, ma è diventata il diretto riflesso di questa nuova società nella quale noi ci troviamo a vivere, che io definisco, mi sono permesso di battezzare con il termine di società della velocità, una società che è dominata dalla teoria della performance. E difatti agli studenti è richiesto di essere sempre al massimo della forma, senza potersi permettere alcun margine d'errore in una costante e malata competizione. E di conseguenza è stato evidenziato dall'associazione scuola.net, l'associazione nazionale di.te, che oltre il 60% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni prova ansia e pressione sociale legata al contesto scolastico, con conseguenti attacchi di panico, disturbi alimentari e difficoltà di concentrazione. Il 70% invece sperimenta ansia durante le verifiche anche se preparati, mentre l'85% teme di ottenere i voti bassi. Non c'è solo l'ansia a rappresentare le grandi problematiche dei disagi mentali dei giovani, ma anche lo stress. UNICEF ha condotto un sondaggio nel febbraio del 2024, dal quale emerge che il 75% dei giovani in Italia vive sempre o spesso episodi di stress causati dalla competizione scolastica. E per di più questa ipercompetizione porta il 44% dei ragazzi a sentirsi inadeguato e insicuro. Il problema è che non sono solo i ragazzi a soffrire di stress, ma sono anche i docenti, ed è stato dimostrato che il 35% degli insegnanti italiani ha pensato durante l'anno scolastico di rinunciare al lavoro a causa dello stress cronico e del burnout. E io vorrei concludere, insomma, mi sono interrogato su questa cosa. E io credo che sia evidente che ci sia un ostacolo al corretto apprendimento dei ragazzi a causa di queste problematiche, sia che interessano i ragazzi ma anche i professori, come è stato dimostrato. Se noi non diamo la possibilità ai ragazzi di poter studiare, di poter essere educati, anzi se non gli diamo la possibilità di appassionarsi allo studio, di innamorarsi del sapere, come possiamo noi pretendere di creare nel futuro una società che funzioni, una società che sia in grado di comprendere i problemi della cittadinanza, le relative cause, e che sia in grado di risolvere questi problemi con intelligenza e coerenza. Grazie. Grazie a Delia, a Luca e a Arianna per l'intervento, grazie mille. Poi parleremo appunto anche del progetto di legge che si accennava in premessa e che Arianna ha delineato come importante. Lascerei la parola a Cristina Ceriani come Presidente del Comitato Salute Mentale della provincia di Verona. Grazie, Cristina. Allora, grazie ad Anna Maria per questa opportunità. Allora, siamo partiti dalla neuropsichiatria infantile per poi andare ai ragazzi, per poi andare alla scuola. Io provengo dal mondo scolastico, essendo un insegnante in pensione, e in effetti negli ultimi periodi, soprattutto dopo la pandemia, sono aumentati i casi di abbandoni scolastici, di attacchi di panico, di depressione, e concordo proprio con questo che diceva Elia, questa voglia di essere i primi, questa competizione, questa porta non a una educazione sana, imparare un qualcosa di sano, ma un qualcosa per arrivare poi non si sa dove, insomma, ecco.
Io volevo parlare, per quanto riguarda la salute mentale, le carenze dei vari specialisti, di psicologi, psichiatri, infermieri, terapisti di riabilitazione, educatori, infermieri ho già detto. Allora, i centri di salute mentale, che sono i centri deputati, diciamo così, quando un ragazzo ha bisogno, un adulto ha bisogno di rivolgersi, dovrebbe avere la possibilità di rivolgersi al centro di salute mentale. Peccato che invece di essere aperti 8 ore al giorno, dalle 8 alle 20, sono aperti dalle 9 alle 12 e mezza, 13, 14, e per le urgenze solo da mezzogiorno, almeno in alcuni a Verona, solo da mezzogiorno alle 13:30, come se uno un'urgenza ce l'avesse solo in quella fascia di orario lì. Se non ha l'urgenza in quella fascia di orario lì e si rivolge al centro di salute mentale, viene mandato al pronto soccorso. Al pronto soccorso c'è, a parte le code del pronto soccorso, e quindi andiamo a aprire un altro capitolo, quindi si intasano, eccetera, eccetera. Corso del pronto soccorso dove chiamano il medico reperibile, insomma, no? O il medico di guardia. Naturalmente il medico di guardia abbandona, fra virgolette, il reparto, e quindi è una coperta che se non è di qua tira di là, insomma, diciamo che invece di essere quindi nel centro di salute mentale, dove potrebbe essere intercettato sul territorio, va a finire al pronto soccorso. Il pronto soccorso magari sì, col medico di base che non conosce, di guardia che non conosce, magari va a finire in un ricovero, ecco. I reparti ospedalieri, ci sono alcuni reparti che lavorano in emergenza, gli psichiatri lavorano solo in emergenza, poi quando si è un po' stabilizzata la situazione i pazienti vengono dimessi di nuovo sul territorio, magari poi hanno uno scompenso, poi ritornano al centro di salute mentale, cioè è una cosa circolare, diciamo. A Verona abbiamo un grosso problema con gli ospedali di San Bonifacio, con i reparti psichiatrici di San Bonifacio e Legnago, perché non avendo un numero sufficiente di pazienti, cosa succede? Che durante la notte, sabato e le domeniche, vengono messi in turno degli specializzandi. Gli specializzandi, cioè del terzo o del quarto anno della specializzazione di psichiatria, non possono accogliere persone in ricovero. Allora, cosa succede? Queste persone vengono portate a Borgo Trento, a Verona, ma se non c'è posto a Borgo Trento, loro vengono accolte a Borgo Trento, e alcune persone ricoverate a Borgo Trento vengono portate a San Bonifacio. Vengono portate in ambulanza a San Bonifacio, rimangono lì 2 o 3 giorni finché poi c'è uno scambio tra San Bonifacio e Borgo Trento. Cioè, mi sembra che questa sia una cosa talmente assurda, perché sono questi pazienti che sono fragili, avrebbero bisogno di una stabilità, almeno nel reparto di psichiatria, vengono trattati come dei pacchi postali, insomma, vengono portati di qua e di là, di qua e di là. Il direttore di dipartimento, dottor Imperatore, ci ha assicurato la settimana scorsa che in ottobre questa situazione dovrebbe migliorare. Sul territorio non è molto meglio, nel senso che c'è stato un turnover di psichiatri, per cui un paziente che ha la visita il giorno tal d'Italia, alle ore tal d'Italia, arriva lì e si trova un altro psichiatra. Non è la stessa cosa che andare da un ortopedico, per dire, ti trovi un altro ortopedico, vabbè, ti visita la mano o la gamba, quello che è. Ti trovi lì uno psichiatra mai visto, ti dice: guarda, da oggi sono io che ti seguo. Ti seguirò da oggi in poi, ti seguirò io. Peccato che poi dopo 2 o 3 mesi si trova un altro paziente, cioè un altro psichiatra. Quindi speriamo che col food, dicevano che nei prossimi anni, insomma, dovrebbe stabilizzarsi un po' la situazione. Per ora, negli ultimi 2 o 3 anni, soprattutto dopo il Covid, la situazione è stata veramente difficile. Per non parlare poi dei progetti di inserimento lavorativo, di socializzazione, anche questi dovrebbero essere fatti, ma spesso non si sa chi compete, chi deve farli, cosa devono fare, non si sa. Finisco subito, anche negli appartamenti e nelle comunità terapeutiche spesso sono esternalizzate a cooperative. Le cooperative hanno un turnover anche loro molto alto di personale, per cui anche qui si ritrovano magari ad andare d'accordo a instaurare un legame con alcune persone, quando poi si instaura questo legame le persone vanno via, vanno da un'altra parte. Quindi non c'è una continuità terapeutica. La continuità terapeutica dovrebbe essere importante per qualsiasi specializzazione, soprattutto in psichiatria, ma in psichiatria sembra che sia, io continuo a dire, la Cenerentola di tutte le specializzazioni. Grazie.
Grazie Cristina, grazie a tutti gli intervenuti. Abbiamo visto com'è la situazione in Veneto, analizzando i numeri e esprimendo quelli che sono i disagi, soprattutto parlando di diversità da territorio a territorio, perché non è possibile essere presi in carico in base al territorio dove si vive. E quindi noi dobbiamo chiedere alla Regione, e siamo qua oggi per ribadire la nostra richiesta, soprattutto di un investimento maggiore che deve essere al pari quantomeno di quello richiesto, quindi del 5 per 1000 del Fondo Sanitario. Perché? Perché prima di tutto dobbiamo applicare quello che è il nostro progetto di legge, che è lo psicologo di base, che deve entrare nelle cure primarie e prendere in carico la famiglia, la persona nel momento in cui ha i primi disagi, prima che diventi malattia. E questo è un diritto che abbiamo, è un dovere delle istituzioni fornirlo. L'altro aspetto che dobbiamo fare è quello di rendere i servizi ospedalieri e ambulatoriali, ovviamente del territorio, in modo adeguato e in grado di accogliere tutti nei tempi prescritti e richiesti, ma soprattutto anche col personale necessario. Perché? Perché manca personale infermeristico, manca personale, abbiamo visto OS, mancano psichiatri, mancano TARP, che sono figure fondamentali tra l'altro per la riabilitazione. Quindi dobbiamo assolutamente investire molto di più. È questo quello che chiediamo alla Regione. Crediamo che sia la nostra battaglia che andrà avanti, alcune cose sono migliorate, credo anche grazie alle nostre richieste, poco è stato fatto finora, dobbiamo fare molto di più ed è questo quello